Ti fatta la merenda dei poverelli. La merenda dei poveri. E poi è troppo buono. Come la mangiavano i lavoratori una Una volta. volta. I lavoratori poveri a Napoli. I poveri a Napoli. E si accontentavano di tutte cose. Favorito con verbo consolato. Zia Teresa, Salvatore, buongiorno. come al solito sempre. È sempre un caso È questo un qui. momento giusto. Appena metti la roba a tavola, Ah, sente l'odore. Salvatore bussa. Sente l'odore. Con telefono in mano direttamente. Guarda, Salvatore ci fa una bella marena stamattina. A Marenna? Una marena antichissima, in un castello, ma che nonna mia. Vedi un po', che è antichissima. Molto proprio. antica, napoletana. E che Marenna è? È una marena dei poverelli, perché tanto nessuno otteneva. A Marenna dei poverelli, Dei quindi poverelli. la merenda dei poveri. Perché nessuno otteneva. Dei lavoratori che non avevano soldi. E la moglie facendo che sta a capo, c'è mezzo pane per da mangiare. Era molto saporita Era buonissima e pagava e economica. Economica Di proprio. conseguenza, a Marenna dei Dei poverelli. Ma ti faccio vedere come si fa. Perfetto, vediamo. Guarda, mettiamo un filo d'olio, Olio extravergine in un D'oliva. contenitore. ma mettiamo delle olive nere di Gaeta schiacciate. Olive nere di Gaeta, le denoccioliamo e andiamo nell'olio, giusto? Sì, da saporare nell'olio. Quindi zia, altro che merende di oggi, prosciutto e mozzarella, San Daniele, prima Era non tutta c'era roba questa, genuina, era non tutta c'era roba questa genuina. possibilità No, poi no. di poter spendere questi Era più soldi, saporito, era più saporito. perché erano sapori forti. Sì. Ecco qua, abbiamo denocciolato le olive e messe nell'olio a bagnomaria, adesso Mettiamo le belle due cipolline novelle, cipolline novelle, Ecco quindi qua. proprio economico. economiche proprio. Olive e cipolline, né niente. Bellissime. Ecco qua, e tagliamo le cipolline novelle, bella fine fine. Sì. E anche loro vanno nell'olio insieme alle olive. Li facciamo saporare. Facciamo stare insieme, così Insieme, sì. mescoliamo, Un po' di sale, giusto un pizzico di sale, un po' di pepe. poi ci fa via sapore, un po' di pepe, e ecco qua. Quindi, molto semplice, olive nere, olio extravergine, sale, pepe e cipolline La novelle. cosa a me Ambessa economica. e si consumiamo di assai. Adesso lasciamo stare 20 minuti nell'olio per saporare tutto e poi metti in due panini. Facciamo assaporare tutto una 20 minuti 20 nell'olio. minuti. E poi andiamo nel panino. Ecco qua, sono passati 20 minuti, guarda che bel panino ti ha aspettato, eh? E facciamo come i poverelli una volta. Prendiamo il condimento Ecco qua. e lo mettiamo all'interno. Ecco qua. Guarda bella cipollino, guarda. Bellissimo, zia, semplice ma secondo me saporito. Chi stiamo bello. mangiando? È che tu te ne mangiavi. E ti un po' ma ti mando un po' a fare un po' assorbire. Così fate assorbire l'olio Sì. e potete metterne altro. Così Sì. si viene bello inzuppato con già sì. Più saporito Non ancora. dormite. Che chi alla fine sono solo due ingredienti, se le una fa buona ma Avete. i gusti dovevano essere forti. E poi era regno lo stomaco, sì. Perché poi come si lavorava? Ma, Lo stomaco di giù ma tu quello cosa che mangiava allora era buonissimo. è sostanzioso. Avete. Ma invece quando a McDonald's si fanno magari o Non panini. solo McDonald's, ma una panine. La roba Una... fin da India fanno la roba, sì. Sì. Io ci prima pure pane e acqua, pane e pomarolo, pane, era tutto sostanza e nutrienti. Si badava al sodo. Facciamo assorbire un altro poco l'olio. Fate vedere. Guarda che ti faccio mangiare, guarda. Ti fatta la merenda dei poverelli. La merenda dei poveri. E poi è troppo buono. Come la mangiavano i lavoratori una Una volta. volta. I lavoratori poveri a Napoli. I poveri a Napoli. E si accontentavano di tutte cose. Favorito con verbo consolato.